Siamo soliti associare questi luoghi alle terribili tragedie che li hanno colpiti ormai tanto tempo fa, ma Longarone e queste valli sono molto di più, perché hanno saputo e sono stati in grado di riemergere dalle paludi del fango che li aveva coperti, credendo nel proprio tessuto imprenditoriale, nella propria storia e nella propria gente. Oggi siamo qui alla fiera di Longarone, Longarone Fiere, Reptiles Day, e siamo qui a conoscere un mondo straordinario. Sono alla portata di tutti, non sono assolutamente pericolosi. A noi quello che interessa è che questi animali vengano visti diversamente rispetto a quello che comunemente rappresentano per le persone. Sappiamo che i rettili sono animali che grazie alla nostra ignoranza e a poca conoscenza sono sempre tenuti, e anche poi le religioni hanno messo in cattiva luce. È la più importante in Italia del settore. Era partita qualche anno fa molto in sordina, molto sottotono. Oggi veramente abbiamo il meglio di questo mondo esposto qua in Longarone Fiera. Sicuramente la fiera è per antonomasia il momento in cui una comunità si ritrova attorno alle proprie eccellenze e attorno a momenti in cui si propongono le cose belle di un territorio. È l'unica mostra al mercato così importante in Italia, perciò è uno dei tanti successi e delle tante manifestazioni che Longarone riesce a promuovere, e come vedete sempre di più su settori di nicchia dove noi ci vorremmo distinguere. Gli italiani amano i cani, i gatti, sono gli animali più apprezzati nelle case dei nostri cittadini. No, aspetta, fammelo rifare.